Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire i temi del giorno. Partiamo dal rincaro dei prezzi e in particolare parliamo del rincaro dei prezzi degli alimenti di prima necessità che ha portato alle famiglie a trovare delle contromisure per cercare di risparmiare il proprio budget mensile. C'è chi controlla ancora più attentamente le offerte proposte dai vari supermercati e chi invece non può fare a meno della qualità dei prodotti proposta dal mercato di fiducia. Allora noi siamo andati a vedere com'è la situazione al mercato che era oggi a Ferretta Umberto. Lei sta vedendo un attimino che cosa comprare. Che cosa comprerà? Sepioline, le sepioline, quelle decongelate perché quelle fresche non è che si trovino. Ma viene qui perché sa anche di risparmiare o sa che ci sono buoni prodotti? Guardi, risparmiare no, so che insomma questo banco, come tutti, ha roba fresca, ha poche cose, però le finiscono in fretta, dunque vuol dire che sono sicura, insomma, dai, sicura. Quando fa la spesa? Non c'è mai, ma comunque... Ma quando lei fa la spesa nota un aumento dei prezzi? Ha notato ultimamente? Sì, qualcosa, adesso non so su che prodotti, su che cose, comunque c'è qualche rialzetto, diciamo, da un po'. Allora, lei ha venduto quasi tutto il baccalà oggi? Sì, quasi tutto. E merito a questi signori qua che hanno una certa età perché sì, se fossero noi giovani sicuramente non riusciremmo. Come sta andando con l'aumento dei prezzi? Comunque va bene? Comunque va sempre bene perché l'aumento è dichiarato soprattutto dal fatto che i grossisti chiaramente aumentano per il costo del servizio, costi dei trasporti. Cioè qui al mercato lei ha mantenuto gli stessi prezzi? Più o meno sì, più o meno sì. L'aumento dalla parte nostra c'è stato, dalla parte verso il cliente diciamo la metà. Ma lei qui a fare la spesa al mercato ha visto che ci sia un aumento dei prezzi anche nei supermercati? Certo, un po' dappertutto, no? Cosa vuole? La vita è cara per tutti. Ma si è accorta in particolare di qualche prodotto al supermercato? No, non sono quella che vado a spiluccare, prendo quello che mi serve e cammino. Anche perché alla fin fine non è che di là scappi. Al mercato qui risparmia qualcosina? Sì, qualcosa sì. Quanto? Ha notato quanto? Beh, sempre meno che no, diciamo così, altri posti. Sì, si risparmia via, diciamo così. Sì. Prende più che altro frutta, carne? Frutta, solo frutta, sì. Carne, mamma mia, chi la prende? Carne è troppo costosa. Mamma mia, sì, È un po' tutto caro adesso, non è solo la carne o solo la frutta, cioè un po', sì, siamo andati su troppo coi prezzi. Aumento dei prezzi anche negli alimentari. Come sta andando voi anche qui al mercato con la vostra proposta? Certamente, allora sono aumentati qualcosa a novembre e adesso a gennaio ancora sono aumentati, ma perché i costi delle bollette dell'elettricità sono raddoppiate, per cui c'è questo adeguamento normale, insomma, sì. Adesso si lavora poco perché c'è tanta gente in quarantena. Quindi anche quello incide, però il prezzo l'aumento del prezzo spaventa il cliente o compra lo stesso? No, comunque abbiamo cercato di mettere su un minimo sindacale, non ci sono stati grossi rialzi, parliamo di 10-20 centesimi, per cui non sono grosse cose, ecco. C'è qualche prodotto che è andato su di più, che è il burro, sì, perché c'è tanta richiesta, c'è poco latte, dobbiamo dare anche il latte all'estero. Il grana è abbastanza stabile, non è andato su tantissimo e neanche il latteria pochi centesimi, per cui è un prodotto abbastanza abbordabile ancora per il momento, sì. Diciamo è un periodo equilibrato per voi che vendete formaggi. Esatto, sì. Cioè, se non ci fossero le quarantene sarebbe un periodo normale per voi? Sicuramente. Lei ha fatto la spesa al mercato e cosa ha comprato? Arance, la zucca sottovuoto per fare il risotto e i pomodorini, i piccadilli. Lei pensa di risparmiare quel mercato? No, È tutto aumentato anche il mercato? no, ma però penso sia un pochino più buono di quello che si trova nei supermercati, quelli di grande distribuzione. Però ha trovato un aumento dei prezzi generale?
e basta poco per avere un aumento, basta niente. Sì. Ma il nuovo anno inizia con anche un nuovo aumento, quello dei prezzi del carburante. Dal 1° gennaio 2022 è aumentato infatti il costo di miscelazione dei biocarburanti e i friulani cosa fanno? Ormai vanno alla ricerca del distributore meno caro perché anche andare in Slovenia non è più conveniente. Ascoltiamoli. Anche la benzina è aumentata, ma qui si risparmia? È l'unico distributore che praticamente fa meno di tutti, in zona. Quindi lei viene sempre qui? Sì, di solito sì. Da altre parti ha visto che è aumentata? Sì, da tutte le altre parti sono quei 3-4 centesimi di più. E quindi insomma in un pieno si risparmia? Sì. Dato anche il diesel, se ne è accorto? Certo, Di quanto rispetto agli scorsi anni? è di molto perché adesso è cos'è, quasi 1,6, è aumentato di parecchio perché cos'era 1,3, 1,2. Quindi insomma in un pieno... Un anno fa era ancora meno perché era 1 quasi andato, no? Però qui trova un risparmio in questo distributore? In questo distributore certamente è un notevole risparmio. Ecco. Sì. Comunque diciamo anche andare in Slovenia non si risparmia più? No, non conviene perché la strada e quindi con la strada si mangia quello che è il guadagno. Quindi meglio stare a Udine e farla qui? Sì, non ne vale la pena. Io sono di Spilimbergo e a Spilimbergo costa di più la benzina e visto che vengo all'università qua poi faccio benzina qua. È il pieno qui anche perché hai notato soprattutto in quest'ultimo periodo un aumento? Sì, un aumento sì. È aumentato. Quanto? In un pieno settimanale quanto noti tu l'aumento? Non so, però diciamo che faccio benzina ogni 2 settimane, faccio sempre 50 euro e ultimamente mi dura un po' di meno. Da lì noti? Da lì noto sì, che devo farlo un po' più spesso. Però insomma qui risparmi rispetto a Spilimbergo, quindi riesci a, diciamo, a risparmiare qualcosina? Sì, esatto, riesco a risparmiare un po', sì. Poi con la tessera anche. Allora, lei sta facendo la benzina, ha notato, anzi diesel, lei, ha notato un aumento? Ma è logico, come tutti, no? Come tutto dell'ultimo Come periodo? tutto, brava. Come tutto. Ma qui cerca di risparmiare qualcosa, nota un miglioramento? No, per principio costa qualcosa di meno. Quindi qualcosa si risparmia? Penso di sì. Ma è difficile? Sì. E poi 2-3 cose che sia, non è niente. Risparmi qualcosina qui? Qualcosina, ma ormai pochissimo praticamente. 1,59. Hai visto che anche nel diesel è aumentato? Sì, assolutamente. Ecco, tu stai facendo praticamente il pieno, però hai fatto un po' il giro anche dei distributori, stai attento. Ero in zona, so che qua si risparmia di solito rispetto ad altri, per quello. Ed ora parliamo del trasporto pubblico locale con corse a singhiozzo nel Friuli occidentale. Su poco meno di 200 autisti ATAP deve fare conti ad oggi con 45 assenze. Una situazione che determina un giornaliero taglio del servizio, problemi anche nel rifornimento delle merci con i driver che non riescono a garantire con puntualità le consegne. Ecco una panoramica del contesto attuale. La situazione della pandemia si ripercuote in maniera significativa anche sul trasporto pubblico locale, con il servizio che naturalmente è ridotto a causa delle tante assenze, in particolare degli autisti. Siamo con Cristiano D'Alenon della CGIL, responsabile appunto del settore trasporti. Qual è la situazione ad oggi per il Friuli occidentale? Oggi per Pordenone sono circa 195 autisti in servizio all'ATAP, ce ne sono 45 assenti per Covid, chi da quarantena, chi da contagio. I Novax sono bassissimi, nel senso che abbiamo solo 5-6 Novax, non di più all'interno di ATAP. Oggi ATAP sta garantendo il più possibile i servizi delle scuole, ospedali, diciamo così, i cosiddetti servizi garantiti. Sta tagliando alcuni servizi, quelli meno essenziali, quindi le corse del notturno e le corse quelle di prima mattina. È chiaro che c'è uno sforzo fatto sia da ATAP e sia dalla dirigenza dell'ATAP, perché purtroppo le corse vengono messe fuori giorno per giorno, non c'è una programmazione perché si fa il conteggio
collegio col bollettino medico tutte le mattine, perché purtroppo questa pandemia porta a questo tipo di condizione, che c'è chi viene contagiato dai figli o dall'altro o viene in quarantena, e quindi giorno per giorno modificano gli orari con uno sforzo abnorme da parte degli autisti, che si trovano comunque in nastri orari più lunghi. Purtroppo non sono dettati, come ho detto prima, da disorganizzazione aziendale, ma purtroppo dalla situazione che stiamo vivendo, di questo tipo di disagio, insomma. Per quanto riguarda appunto le corse garantite, come diceva, sicuramente ospedali, scuole, aziende, grandi aziende. Sì, esatto, quelle sono quelle che cercano di garantire le fasce orarie più, quindi per i bambini che vanno a scuola, le corse che vanno verso gli ospedali, e soprattutto i grandi gruppi tipo l'Electrox. È chiaro che a oggi, questa è la fotografia di oggi, domani può cambiare. Di solito quando cambia è in positivo, visto il numero dei contagi che sta salendo. È chiaro che questa problematica si ripercuote anche sugli altri tipi di trasporto, perché oggi la fornitura di magazzini, dell'alimentare e quant'altro, anche quella è soggetta al problema della pandemia, che le merci hanno ritardi o arrivano tardi. Abbiamo anche problemi addirittura sull'e-commerce, che oggi ci sono tantissimi driver ammalati, e quindi anche lì la questione delle consegne, l'Amazon Prime, che eravamo abituati a cliccare la mattina e avere il pacco la sera, sta avendo alcuni disservizi. Ecco, dovuti sì, chiaramente alla pandemia e al fatto di assenze, di quarantene, mentre sul fronte Novax diceva le cose sono numeri ridotti. Sì, diciamo che all'interno soprattutto del trasporto pubblico locale sono ridottissimi. Sulla questione driver, Amazon, anche lì non abbiamo grossi numeri, qualcosa in più magari sull'altro tipo di trasporto, ecco. E poi col Green Pass rafforzato, anche quello ha cambiato un pochettino tutta la questione della gestione, perché sappiamo che adesso come funziona il Green Pass rafforzato. Ecco, soluzioni in vista quali possono essere? Nessuna, aspettare che la pandemia allenti un po' la presa di fatto. Esatto, soprattutto sul trasporto pubblico locale, perché lì serve gente professionalizzata con un certo tipo di patente. Sugli altri si cerca di tamponare, poi comunque sappiamo che oggi sul trasporto normale, quindi se parliamo di bilici, autotreni o l'altro, anche lì c'è carenza di personale. Sappiamo che arrivare a quel tipo di patente può costare fino a 10.000 euro. Ed ora una piccola pausa per la pubblicità, ci troviamo tra poco, da voi la linea. Bentornati in diretta a Da Voi la Linea. Abbiamo parlato in apertura dell'aumento dei prezzi del carburante, ma anche delle materie prime e dei beni alimentari, ed ora parliamo del caro in bolletta. Per combatterlo il gruppo ERA ha attivato una serie di consulenze per evitare gli sprechi e ridurre i costi sia per l'elettricità che per il gas. Per rispondere agli aumenti in bolletta, il gruppo ERA ha varato un piano di consulenze anti-caro bollette per aiutare i consumatori ad evitare impennate dei costi e a risparmiare, con alcuni semplici accorgimenti e con scelte incentrate sull'energia green. Accorgimenti sugli sprechi in particolare. Dell'elettricità infatti possono valere fino a centinaia di euro all'anno di risparmio. Il primo, su cui AMGA ERA si concentra, è quello di evitare lo stand-by degli elettrodomestici inutilizzati, connessi molto spesso 24 ore su 24 alla corrente, che può portare al risparmio del 7% della corrente normalmente utilizzata. Di grande importanza poi è l'uso intelligente dei grandi elettrodomestici, come frigoriferi, lavatrici e lavastoviglie, anche senza comprare apparecchi dell'ultimo modello. Un frigo distanziato dalla parete, impostato sui 6 gradi ad esempio, può far risparmiare il 3% di energia, stessa percentuale che porta a lavare gli abiti in lavatrice a 60 gradi invece che a 90. Per quanto riguarda il gas, invece, il gruppo ERA sottolinea come l'80% dei consumi domestici derivi proprio dal riscaldamento, con ogni grado di temperatura che porta circa il 7% di energia. È consigliabile quindi tenere sui 20 gradi gli ambienti più frequentati, mentre le camere da letto possono stare anche con 1-2 gradi in meno. In questo senso sono di grande aiuto le valvole termostatiche nei termosifoni, con il consiglio di verificare sempre l'assenza di aria nell'impianto, che può ridurre l'efficacia ed aumentare sprechi e quindi costi.
iniziative che possono avere anche una dimensione consistente rispetto alla bolletta. Ci sono poi altri interventi che si possono fare, ma più strutturali, come il cambio della caldaia con caldaie più efficienti, quindi che consumano meno gas a parità di temperatura, o l'installazione di pannelli fotovoltaici che consentono di produrre in proprio l'energia elettrica sfruttando quella del sole e quindi ridurre la bolletta. Sono tutte iniziative che noi mettiamo anche a disposizione dei nostri clienti, quindi possiamo tranquillamente dire ai clienti che se vogliono utilizzarle con anche già il beneficio fiscale incorporato di queste iniziative possono tranquillamente contattarci. Quindi immaginiamo che questa serie di iniziative possa aiutare tutti quei clienti che in questo momento si trovano in difficoltà con i pagamenti delle proprie bollette e vogliono ridurre anche gli importi economici delle bollette. Fortunatamente circa un 25-30% dei nostri clienti hanno aderito alle nostre offerte prezzo fisso, per cui hanno fissato il prezzo per 30 mesi dal momento della sottoscrizione, quindi si trovano in questo momento ad avere bollette in linea con quelle degli anni passati e quindi non avendo impatti da questa crescita dei prezzi, per cui questi clienti sono al riparo da questa tempesta molto importante che sta portando maggiori costi alle nostre famiglie e alle nostre aziende. Ed ora cambiamo completamente argomento e andiamo a Coseano, perché sarà riaperta tra 100 anni la capsula del tempo, ideata dal comune di Coseano e installata in Piazza degli Artisti. Contiene opere di creativi italiani ed esteri, ma anche diversi video realizzati dalla popolazione, tutti riversati in un hard disk. In progetto adesso c'è la creazione di una meridiana che illumini la capsula con un raggio di sole una volta all'anno. Vediamo. È stata realizzata a Coseano la capsula del tempo, ne avevamo parlato qualche mese fa e adesso è diventata una realtà. Che cosa è stato inserito all'interno di questa installazione artistica? Beh, allora, nella verità dei fatti lo scopriremo il 19 settembre 2121, però insomma possiamo dire che ci sono quasi 100 opere d'arte e poi anche dei video, dei pensieri, delle fotografie della comunità di Coseano, ovvero accanto agli artisti, anche di fama internazionale e provenienti comunque da tutta l'Italia, abbiamo voluto inserire anche dei ricordi proprio dei nostri concittadini, compreso ovviamente gli ex sindaci e compreso il sottoscritto che ha scritto insomma una vera e propria lettera ai cittadini del futuro e anche al sindaco, se ci sarà ovviamente, del futuro, cioè del 1121. Ecco, quindi la capsula del tempo che avrebbe dovuto essere in un primo momento interrata nello slargo della piazza dove ci troviamo in questo momento sarà aperta tra 100 anni all'interno delle opere di una grandezza massima, ci spiegava il sindaco, di 50 per 50, ma anche un hard disk. E dentro questo hard disk che cosa c'è? Sì, ci sono appunto dei video sia storici chiaramente che dei video anche contemporanei che rappresentano la civiltà di Coseano e ovviamente la società del nostro tempo, e quindi chi avrà la possibilità di aprirlo fra 100 anni vedrà non soltanto le lettere scritte chiaramente per la maggior parte a mano, perché abbiamo voluto lasciare un ricordo anche di questo, ma anche avrà la possibilità di vedere com'era il paese 100 anni fa. E adesso il comune è sempre attivo per la promozione del proprio territorio sotto il profilo artistico, sta già ideando un'altra iniziativa. Certamente abbiamo un'idea interessante da proporre tra poco, in contemporanea diciamo due cose fondamentalmente. La prima sarà il catalogo d'arte proprio con i rappresentanti di tutti quelli che hanno inserito la loro opera d'arte, quindi un vero e proprio catalogo d'arte, e la seconda parte sarà illuminare di luce propria una volta all'anno, proprio il 19 di settembre, con la luce del sole, proprio la nostra capsula che abbiamo alle nostre spalle. Questo diciamo che sarà un motivo soprattutto di ricordo un po' all'antica, se così vogliamo, perché ricorda chiaramente il mondo egiziano per certi versi, e sarà la possibilità quindi di ammirarla in un momento particolare, cioè quando c'è il culmine del sole andrà a brillare la nostra capsula. Ecco, questo realizzando una meridiana che sarà appunto installata, decorata, insomma realizzata sempre all'interno di questa piazza già ricca di diverse opere d'arte. Ricordiamone qualcuna.
Beh, insomma, Celiberti è esattamente di fronte al comune, poi abbiamo la Sfera di Topazzini, poi abbiamo la Venere di Baliana all'interno della fontana e molte altre opere ancora. Questa infatti è chiamata Piazza degli Artisti proprio nell'anno, e mi riferisco al pre-Covid, esattamente l'anno prima in cui Cosiano è diventato comune dell'arte. Quindi Piazza degli Artisti esattamente di fronte al municipio e Comune dell'Arte tutto il comune di Cosiano. E allora insomma ci si rivedrà per le generazioni future in questa piazza tra 100 anni con i ricordi di oggi, e qui da Cosiano è tutto. Bene, grazie alla nostra Paola Treppo che ci ha raccontato questa bella iniziativa che è stata realizzata dal comune di Cosiano. Noi ci fermiamo qui, ma l'informazione di Telefriuli ritornerà in diretta alle 16:30. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.